Buongiorno alle care persone all'ascolto, un saluto da Un Sorriso in più Ollus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei parlarvi di un artista francese che ebbe la sua massima fama negli anni venti del 1800, ossia Théodore Géricault. Théodore Géricault nacque nel 1791 da una famiglia borghese che si trasferì quando lui era ancora piccolo a Parigi, capitale amministrativa, economica, ma anche culturale del Regno di Francia. La sua famiglia, di origine borghese, non voleva per lui però una carriera da artista con tutte le incertezze che questa comporta, voleva per lui una carriera da funzionario all'interno dello Stato. Ciononostante, però, Théodore dimostrò già dall'adolescenza una grandissima passione per la pittura, tant'è vero che trascorreva i pomeriggi al Museo del Louvre ridipingendo opere ivi esposte e così si formò un certo suo gusto rispetto ai pittori fiamminghi, Rubens, rispetto per esempio a Michelangelo e alla rappresentazione dei corpi, che poi troveremo anche nella sua pittura. Ebbe però anche dei maestri veri e propri di gusto neoclassico, quindi un gusto che voleva nell'armonia della rappresentazione, nella pulizia delle linee, il proprio elemento caratterizzante. In particolar modo però Théodore Géricault già quando era molto giovane guadagnò grande fama per la sua pittura perché vinse la medaglia d'oro al Salon di Parigi. L'opera di cui vorrei parlarvi si chiama La zattera della Medusa, è stata completata nel 1819 e rappresenta un episodio che nella coscienza francese dell'epoca era ben vivo, ossia il naufragio di una nave militare francese al largo del Senegal avvenuto nel 1816. Questa nave si chiamava Medusa e durante una tempesta, anche in virtù degli ordini sbagliati del capitano della nave stessa, era affondata. 250 membri dell'equipaggio erano riusciti a portarsi in salvo con delle scialuppe, altri membri dell'equipaggio erano stati costretti ad utilizzare una lunga zattera di circa 20 metri per raggiungere la terraferma che però loro da soli non sono riusciti a raggiungere. È stato necessario dopo giorni l'intervento di una nave chiamata Argo che ha tratto in salvo i superstiti, soltanto 15. E proprio questa vicenda viene rappresentata da Géricault con una forte tensione emotiva. Quest'opera è caratterizzata per la presenza sotto il profilo dello schema pittorico di due piramidi. Da un lato abbiamo infatti una piramide che dalla nostra sinistra verso il basso sale fino a quel pezzo di legno con la vela e allo stesso tempo abbiamo quelle onde scure che sono proprio collocate all'estrema sinistra del quadro, mentre sulla nostra destra troviamo un'altra piramide, una piramide che incute speranza con delle persone che si agitano in particolar modo al vertice una camicia bianca, perché hanno visto che sta arrivando la nave Argo a salvarli. Quindi abbiamo una duplice rappresentazione. Da un lato la piramide di sinistra rappresenta una certa resistenza, un certo sconforto dell'animo umano dopo diversi giorni in mare, con le persone che non credono che stia arrivando la salvezza, mentre sulla parte destra abbiamo una febbrile emozione per farsi vedere dalla nave così che possano essere tratti in salvo. Ecco che quindi la forte carica emotiva che chiunque guardando questo quadro e sapendo la scena che rappresenta è davvero l'elemento caratterizzante l'opera di Géricault. Particolarmente coinvolgente è anche l'utilizzo del colore, in particolar modo noi vediamo il cielo scuro come se dovesse arrivare una tempesta da un lato e dall'altro lato una certa luce, quindi questa contrapposizione tra speranza e ormai desolazione, rassegnazione è l'elemento che ha fatto discutere moltissimo i contemporanei e che fa discutere ancora noi oggi sulla bellezza e sul coinvolgimento che questo dipinto può dare.
Nonostante le critiche ricevute, perché rappresentava una scena appena successa, quindi un dramma appena successo, quest'opera venne considerata tra le più importanti dell'intero panorama pittorico europeo proprio della prima metà del 1800. Spero che anche a voi quest'opera sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo episodio.